un pezzo di storia della leggendaria corsa nel deserto, ovvero la Dakar, con i suoi piloti, le immagini, i colori e le emozioni. Sono stati rivissuti dal folto pubblico accorso al Centro Sportivo Militare di Padova, grazie all'iniziativa allestita dalla Padova Nuoto e dalla Delegazione Padovana degli Azzurri d'Italia, che hanno portato a Padova l'ultima esperienza, la 38esima edizione della ex mitica Parigi-Dakar, disputatasi a gennaio in Argentina. Una massacrante sfida tra mezzi e piloti con 4.500 prove sui 9.500 km, percorsi dai 600 contendenti di 60 paesi, su moto, auto, quad e camion. Testimonial dell'evento la giornalista sportiva ed esperta della mitica corsa Elisabetta Caracciolo alla sua 26esima presenza. 26 Dakar, cosa ci puoi raccontare che già non sappiamo? Ma secondo me sapete tutto, però siamo qua in questa giornata bellissima qui a Padova, in un contesto completamente strano per quello che è la Dakar, 26 Dakar, quest'anno la 26esima in Sud America, che ormai era l'8ª, ormai sembra quasi che sia tantissimo tempo. Tante storie, oggi le racconteremo tutte con vecchi e nuovi piloti, piloti di una volta, piloti di oggi, che ci diranno che cos'era la Dakar, che cos'è oggi, cos'è diventata, faremo tanti esempi, vedremo dei filmati, abbiamo qua dietro dei personaggi e dei mezzi storici che hanno vinto la Dakar e degli amici che sono venuti, devo dire, veramente da tutta Italia, e siamo felicissimi e ancora stanno telefonando dicendo aspettate, non cominciate perché arriviamo noi, e si parlerà appunto di Dakar e di come è cambiata, diciamo, nel corso di questi anni. Di 26 anni di esperienza, un aneddoto particolare, ce lo racconti? Quest'anno sulla Dakar abbiamo incontrato il Niño, che è questo tempo pazzesco che fa molto caldo e poi viene giù l'acqua che da noi farebbe in un anno in 2 ore, e quest'anno ci ha travolto, praticamente ha portato via quasi mezza Dakar, perché in una delle tappe tra la quarta e la quinta tappa abbiamo avuto questo grande acquazzone. Non c'era mai successo prima alla Dakar di avere l'acqua fino alle cosce. Siamo qui con il presidente Gianfranco Bardelle, ci dica come mai la Dakar al Centro Sportivo Militare? Io credo che sia una cosa molto importante far conoscere anche questi eventi sportivi che sono lontani dall'Italia, ma che portano anche tanto onore a chi partecipa, e quindi vedere i mezzi che fanno questi percorsi in mezzo al deserto, in mezzo a difficoltà, vedere questi grandi personaggi che portano avanti il progetto di uno sport estremo, e credo che sia interessante. C'è stata questa possibilità di avere questo spazio, ecco, bellissimo, che è vicino a Padova, vicino al centro di Padova, che è il Centro Sportivo Militare che ci ha messo a disposizione, e credo che attrae anche una giornata molti cittadini padovani che trascorrono alcune ore in mezzo al verde, in mezzo alla natura e con le bellezze che abbiamo. L'ACI fa parte del nostro mondo, l'automobilismo, anche il motociclismo fa parte del nostro mondo. Troppo spesso li vediamo in televisione ed è bellissimo vedere queste gare competitive, però dobbiamo conoscere anche queste competizioni di sport estremi che attirano l'attenzione di moltissimi appassionati. Un evento inedito che ha portato tanti curiosi e appassionati agli impianti del Centro Sportivo Militare Padovano, dove c'erano auto, camion, moto e naturalmente piloti che hanno partecipato all'ultima Dakar argentina, ma anche alcuni mezzi militari dell'esercito italiano di nuova generazione. A presentare l'evento sportivo è stato Fiorenzo Zanella, presidente padovano degli Azzurri d'Italia. Siamo qui con il presidente Fiorenzo Zanella degli Azzurri Padova, artefice di questa bellissima mostra. Cosa ci può raccontare? Ma prima di tutto volevamo rendere un omaggio a questi uomini, a questi atleti che, non riconosciuti dal CONI in alcuni momenti perché sono gare che ognuno fa per conto suo, ma questi uomini, questi piloti viaggiano con la bandiera italiana. E questo ci rende orgogliosi, e abbiamo voluto regalargli una giornata in cui i piloti padovani, veneti fossero insieme a noi e noi insieme a loro. Questa è la nostra iniziativa e questo è il motivo per cui principalmente abbiamo realizzato questo evento. Come avete fatto a raggruppare così tante forze? È un gioco di squadra che viene da Padova Sport e Cultura, dagli atleti Azzurri Padova, da Padova Nuoto, Centro Sportivo Militare. E ci siamo ritrovati, abbiamo ognuno messo qualcosa ed ecco l'iniziativa che ha avuto successo, un'iniziativa vincente come sono le squadre di sport. A Padova c'era anche uno dei piloti simbolo, alla sua quinta partecipazione, il pilota modenese Paolo Ceci della Honda.
diventato noto alla cronaca per la sua impresa, come ci ha descritto al microfono di Laura Zanella. Un eroe di questa Dakar. Beh, insomma, diciamo che ho fatto la mia parte, dai, è stata una Dakar abbastanza difficile perché abbiamo avuto qualche problema e quindi c'è stato un po' di lavoro extra e da parte mia ho dovuto fare un po' di traino che è passata un po' in tutte le televisioni. Nella tappa 6 dove Barreda ha avuto un problema tecnico dopo 200 km di speciale e la speciale però era la più lunga della Dakar, 570 km, e l'ho dovuto trainare per 370 km fino all'uscita della speciale. Fuori dalla speciale ne avevamo ancora 170 di trasferimento e quindi il traino è proseguito quel giorno. La Dakar è un mito? Beh, è chiaro, è la gara più dura e forse più famosa del mondo. Una gara veramente molto difficile dove è necessaria una grande preparazione sia fisica che mentale e quindi è sicuramente una gara mitica. Un pubblico quanto mai curioso ha assistito alla indovinata iniziativa padovana, accorso al centro sportivo militare per conoscere attraverso le immagini e i racconti dei protagonisti presenti di questa mitica competizione.